Per molti versi è stato un ritorno a casa, per le opere del Maragliano, ricollocate a fianco dell'altare maggiore, per GB Campodonico, che fu maestro di cappella in cattedrale, omaggiato dalla superba Chamber Orchestra, e per tanta gente che si è concessa una serata di arte, cultura e riflessione. La presentazione del restauro delle 2 casse processionali di Anton Maria Maragliano, ha infatti spiegato il vescovo, è un segno per ricordare che la cattedrale è casa di tutti. È diventata custode di tradizioni antiche, di devozioni popolari, e quindi ha esercitato il suo compito di madre e custode di quelli che sono tesori della vita chiavarese. Le 2 casse processionali, Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto e San Francesco che riceve le stimmate, erano custodite in 2 oratori cittadini non più esistenti. Giunsero in cattedrale a fine Settecento. Le opere, frutto del genio barocco del Maragliano, sono state oggetto di un delicato restauro. Da molti anni non si metteva mano a queste opere, quindi diciamo che la cromia era completamente oscurata dai giacimenti, dalle sovrapposizioni, e poi soprattutto avevano un gran pesante attacco degli agenti xilofagi. La serata ha visto gli interventi della sovrintendenza, dei restauratori e delle autorità. La superba Chamber Orchestra diretta da Danilo Marchello ha proposto il Pastorale di Campodonico e un brano di Vivaldi. Il restauro è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo, dal Comune e da numerosi privati. Ci sono altre opere a cui deve essere restituita nuova luce. Per esempio la cupola, se guardiamo in alto vediamo una rete che da 4-5 anni sosta sovrana sulla cupola appunto della cattedrale, e quindi che va rimessa a posto.